e la caratteristica di questa stampa sta nelle scarpette che sono color glicine. Generalmente invece le panettere indossavano delle scarpette azzurre con delle coccardine o viola o celesti. I gioielli sono tipici della zona di Cagliari e sono tutti fatti a mano. Io vi restituisco la linea. Grazie Elisabetta. Vediamo gli abiti tradizionali di Silanus. Siamo nel margine. Siamo nel margine. Zona di mureti a secco. Sì, tra l'altro è una caratteristica che conosciamo bene in quella zona. Sì, poi se posso aggiungere qualcosa su... spesso pensiamo che il muretto a secco esiste solo dove lo vediamo. Il Campidano è un luogo di terre chiuse, solo che non è una chiusura praticata col muro, a volte è praticata col fosso, a volte è praticata anche in maniera invisibile, ma questo non significa che anche lì la proprietà non sia stata certificata e presente. E molto spesso il muretto è associato ad una chiusura agricola, mentre invece sia nel modello sardo, ma anche per esempio in quello anglosassone, britannico, soprattutto inglese, perché abbiamo questi sistemi agrari, sono diffusi in tutto il continente europeo. La Sardegna è un caso di studio importante, ma di modelli europei. Il muretto a secco rafforza il settore pastorale dell'economia,